quali sono gli elementi principali che sono emersi? Parlando di lavoro nel settore agricolo, quello che ne emerge è un quadro positivo di crescita dell'occupazione nell'ultimo decennio, o perlomeno di assestamento di un trend occupazionale tradizionalmente negativo, ma che nell'ultimo decennio è stato caratterizzato da dinamiche positive. Il quadro è un quadro positivo, ma che nasconde anche diciamo, un aspetto di luce ed ombre dietro, nel senso che ad alcuni aspetti positivi si affiancano altri aspetti negativi. Giusto per fare qualche esempio, questa crescita dell'occupazione è una crescita dell'occupazione legata tutta al lavoro dipendente, mentre il lavoro indipendente ormai da tempo segna un trend di diminuzione legato proprio alle trasformazioni che interessano il settore agricolo. Altro elemento che questa crescita dell'occupazione nel settore agricolo porta con sé anche un incremento del tasso di irregolarità, naturalmente, che è più elevato che rispetto agli altri settori per quanto riguarda il settore agricolo. L'occupazione in agricoltura è comunque un'occupazione di tipo dipendente frammentata, caratterizzata da rapporti di lavoro temporanei, spesso concentrati in picchi stagionali, legati proprio alla stagionalità delle produzioni e delle coltivazioni agricole. La presenza dei giovani in agricoltura? La presenza dei giovani è una presenza importante. Sul totale delle assunzioni in agricoltura, i giovani under 30 rappresentano circa un terzo del totale dei lavoratori appunto assunti nel corso di ogni anno.